Buonasera dalla redazione del TG10. Apriamo il nostro telegiornale ad edizione serale con il classico bollettino regionale sulle positività riscontrate in regione. Oggi soltanto un nuovo positivo in più. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 50.847 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.144, più uno rispetto a ieri. Quelle negative sono 49.703. Territorialmente, casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 37 in reparto, 1 in rianimazione, 43 in isolamento domiciliare, 100 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 8 in reparto, 223 in isolamento domiciliare, 201 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 7 in reparto, 1 rianimazione, 117 in isolamento domiciliare, 128 guariti, 17 deceduti. A Crotone 4 in reparto, 29 in isolamento domiciliare, 78 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 35 in isolamento domiciliare, 37 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nel numero dei casi testati attraverso tampone sono compresi 4.086 riferiti e rientrati presso la propria residenza. All'inizio dell'epidemia 5 pazienti di Crotone erano stati ricoverati a Catanzaro. Nel tempo 4 sono guariti e oggi sono conteggiati nell'ASP di Crotone invece che a Catanzaro. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.234, così distribuiti: a Cosenza 2.240, a Crotone 2.484, a Catanzaro 2421, a Vibo Valentia 650, a Reggio Calabria 2439. Bene, questi i numeri della giornata. Come sapete, in queste 48 ore sono stati sospesi i tamponi di controllo per permettere di snellire un numero di tamponi che erano rimasti non analizzati. Dunque screening sospeso, almeno nella provincia di Cosenza, screening sospeso da più giorni, denuncia il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, che dice che bisogna tornare a monitorare il territorio ed è importante soprattutto aprire il nuovo laboratorio che possa servire l'area molto popolosa anche nella stagione estiva. Zero tamponi, è questo l'hashtag scelto dal sindaco di Corigliano Rossano per sintetizzare la situazione che si vive sull'Alto Ionio da diversi giorni. Lo zero contagi, infatti, che era diventato la notizia positiva da riferire ai cittadini, si è trasformato in un beffardo zero controlli, da quando è stata sospesa l'attività di screening per concentrarla in particolare sui calabresi che rientrano in regione. Il blocco dei tamponi è un fatto reale, poi al di là di come la si declina e di alcune esagerazioni, io sinceramente continuo a non capire qual è se la questione è il frigorifero. La questione è che non si riescono a processare tamponi, che non si fanno, per cui se arriva un mezzo positivo rischia di diventare un problema. Invece in questo momento anche i dati dei guariti ci dicono che sarà la temperatura, sarà una involuzione del virus, sarà che abbiamo capito come beccarlo, è diventato oggettivamente meno pericoloso. Però se non lo troviamo, magari siamo noi che lo facciamo diventare pericoloso. Flavio Stasi smorza le polemiche, ma chiede che la situazione si sblocchi al più presto, dando il via libera alla realizzazione del nuovo laboratorio per l'analisi dei tamponi nasofaringei, in vista di una intensificazione dei controlli sul territorio, indispensabili per tenere a bada il virus. Io sto combattendo quotidianamente con la burocrazia per attivare altri laboratori, non solo il mio, perché vorrei anche essere da apripista. È chiaro che un territorio come quello della fascia ionica cosentina, che praticamente equivale ad altre province, con un laboratorio sgraverebbe sicuramente il laboratorio del lab e ci darebbe delle risposte che non abbiamo ormai da una decina di giorni, come territorio, non come città. Penso che sia assolutamente necessario per quest'estate avere dei laboratori allestiti che siano in grado di monitorare, che siano in grado di supportare le attività turistiche, che siano in grado di tranquillizzare anche le persone che vengono, insomma, che sia in grado di tranquillizzare la nostra popolazione, che sia in grado di gestire fenomeni complessi e molto delicati come il fenomeno delle migrazioni, che corrispondono anche alla questione della raccolta dei prodotti agricoli, di cui è molto interessata la piana di Sibari insieme alla piana di Rosarno. Insomma, se queste cose facciamo finta che non ci sono, secondo me predichiamo cautela come istituzioni, però poi non la applichiamo per i processi nostri. E adesso un altro argomento che ci accompagnerà, speriamo di no, ma potrebbe essere così per la stagione estiva, quello dei rifiuti. È scoppiata
un'emergenza, se così vogliamo definirla, visto che abbiamo pochi momenti di tregua su questa questione, perché le discariche sono ormai esauste, gli impianti si fermano per manutenzione, per impossibilità di effettuare i conferimenti, le ditte autorizzate a raccogliere la spazzatura nelle città faticano a farlo perché non possono appunto conferire. I cittadini, quelli informati, comprendono il problema, quelli invece che non lo comprendono continuano magari con comportamenti non consoni. Però le città sono molto sporche, ci sono alcune zone che soffrono di più, lì dove non si è fatta bene la differenziata. I cittadini, alcuni, hanno scelto una protesta clamorosa, quella di sbarrare una strada per richiamare l'attenzione su un'area che è molto sporca. Il nastro rosso e bianco a delimitare i rifiuti, l'intervento dei vigili urbani questa mattina nel quartiere San Vito a Cosenza, le auto che devono cambiare percorso perché la strada è stracolma di spazzatura, i sacchetti nella notte sull'asfalto per protesta, la situazione è al limite. Insomma no, non si può così, ma dove siamo arrivati? Al primo piano stai a puzza proprio. Con il caldo l'aria diventa irrespirabile nonostante le finestre chiuse, a rischio la salute dei cittadini. Nella città dei Abruzzi in questi giorni i cumuli di rifiuti sono purtroppo visibili in ogni quartiere. Da giorni il servizio di raccolta non viene effettuato in quanto le discariche sono sature. Ieri l'incontro alla cittadella regionale tra la Presidente Santelli e i 5 prefetti. Dalla riunione è emersa l'indicazione di utilizzo per le discariche pubbliche e la volontà di definire un piano per superare l'emergenza. Intanto stamattina a Cosenza, secondo quanto si è appreso, ripristinato in parte il servizio riguardante la frazione residua e l'organico trasferiti nell'impianto. La capacità odierna è limitata, ma i mezzi sono al lavoro. Si spera in un intervento più importante la prossima settimana. Cosenza non può più essere una pattumiera. E a proposito di discariche, andiamo con Isabella Roccamo a Castrolibero. Questa è la discarica di Castrolibero. Il sito è chiuso dal 2011, ma in questi giorni di emergenza rifiuti in Calabria si torna a parlare di una possibile riapertura della discarica. Ma qual è la posizione dell'amministrazione comunale? La nostra posizione è netta, chiara e conosciuta perfettamente. La discarica non verrà mai riaperta. È una posizione pubblica e condivisa con l'intera comunità, il sentimento popolare e anche le preoccupazioni dei nostri cittadini. Il commissariamento dovrà tenere conto di questa posizione chiara e ad altri spettano le scelte, ad altri spettano gli indirizzi, certo non al Comune di Castrolibero, di individuare quelle forme che possano risolvere il problema dei rifiuti nell'intera regione. Voi però avete investito anche dei soldi per metterlo in sicurezza questo sito? Ma sì, infatti le notizie che sono state anche date attraverso i media, attraverso i social negli anni sono state strumentali. È un sito chiuso, appunto come lei diceva, dal 2011, ha visto un'era anche commissariale in precedenza e da allora stiamo investendo tutti gli anni per la messa in sicurezza. Come vedrete, avrete già visto, vi è una vasca di percolato dove dobbiamo ogni anno e con una certa cadenza periodica smaltire il percolato in sicurezza. Vi è un invaso che è in cemento armato, quindi con delle opere di contenimento, e su queste noi tutti gli anni vi è una posta in bilancio perché la discarica sia sicura. La nostra discarica è sicura, ma di questa discarica si può parlare solo per un ripristino ambientale, non perché possa ricevere gli scarti di lavorazione o l'indifferenziata della provincia di Cosenza. E adesso parliamo di trasporti, perché l'assessore alle infrastrutture della Regione Calabria ha chiesto più corse a Trenitalia per i pendolari.
12 treni in più al mattino e nel primo pomeriggio per i pendolari in Calabria, con un incremento di collegamenti sulle direttrici ionica e tirrenica, in totale 83 corsi al giorno. A darne notizia l'assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo. La Regione Calabria infatti ha richiesto a Trenitalia l'incremento del numero delle corse regionali per soddisfare le richieste dei viaggiatori che dalla settimana prossima riprenderanno a spostarsi per lavoro. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 18 maggio. Le modalità di erogazione del servizio da parte di Trenitalia, si precisa in una nota, sono in linea con l'applicazione sui treni, come si evince dalle immagini, delle misure di sicurezza previste dal DPCM del 26 aprile, anche attraverso l'informazione ai viaggiatori sulle norme comportamentali da adottare. In particolare, tutte le carrozze sono sottoposte ad operazioni di sanificazione e igienizzazione giornaliere con le modalità indicate dal Ministero della Salute. Risultano introdotti ulteriori servizi di igiene e pulizia a bordo treno durante il viaggio e sono stati installati dispenser di gel disinfettante per mani su tutti i convogli. Inoltre, al fine di garantire il distanziamento sociale, si sta completando l'allestimento di tutta la flotta con marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per agevolare la salita e la discesa dei viaggiatori e indicazioni a terra per specificare la distanza da tenere in fase di discesa e per l'individuazione dell'uscita più vicina. L'utilizzo del mezzo pubblico, conclude l'assessore Catalfamo, rappresenta certamente uno dei primi segnali di ripresa ed ai passeggeri deve essere garantito, oltre che il massimo standard di sicurezza, anche un livello di servizio adeguato ed in linea con le altre aree del Paese. Facciamo un passo indietro, affrontiamo la questione rifiuti, al centro del dibattito anche nel Reggino, dove i sindaci dell'area metropolitana hanno chiesto in una missiva al Presidente della Regione di trovare soluzioni urgenti e definitive. La Regione intervenga è quanto chiedono in materia di rifiuti i sindaci della città metropolitana in una lettera indirizzata alla governatrice Santelli, trovando soluzioni definitive al problema dello smaltimento dei rifiuti. Mi verrebbe da dire che i rifiuti non hanno odore politico, nel senso che sul tema dei rifiuti i sindaci della città metropolitana hanno trovato l'unità nel condividere un documento, tutti i sindaci della città metropolitana, dei comuni della città metropolitana, per invitare la Presidente della Regione Calabria a prendere decisioni urgenti e immediate per risolvere il problema dei rifiuti, perché ad oggi intorno e accanto all'emergenza sanitaria data dal coronavirus si è già presentata l'emergenza igienico-sanitaria dei rifiuti per strada. Noi non reggeremo ancora molto con i rifiuti, non possiamo rischiare tensioni sociali, è importante che la Regione Calabria risolva la problematica, risolva la questione. Il come lo dovranno decidere loro. A noi interessa che questo problema venga risolto immediatamente, perché ne va davvero della salute dei cittadini. E adesso andiamo alle Castella, parliamo della crisi del commercio e della protesta inscenata nella bellissima località. I commercianti di Le Castella chiedono sostegno per riprendere la loro attività. Hanno protestato evidenziando le difficoltà dopo il periodo di lockdown e di chiusura. Sotto la fortezza, simbolo della Calabria turistica, hanno incontrato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Filippo Pietropaolo, il quale, in rappresentanza dell'assessore regionale Fausto Stromarso, ha ascoltato le richieste degli operatori e illustrato le misure previste dalla regione. È stato bandito il primo nucleo di interventi, di operazioni per i piccolissimi imprenditori, quello che è soprannominato Riapri Calabria, per una dotazione di 40 milioni, con la possibilità a 20-25 mila imprese di dare un fondo perduto di 2.000 euro, che è semplicemente un segno a copertura delle spese che sono state sostenute fino ad oggi con le attività chiuse. Poi ci sarà un altro intervento di 80 milioni invece per il sostegno al lavoro delle imprese che vogliono non mandare a casa nessuno, e la Regione si preoccuperà di dare un finanziamento per ciascuna persona, ciascun dipendente fino a fine dell'anno, tanto che, diciamo, in termini di calcoli approssimativi ma anche significativi, la Regione pagherebbe una persona su 4
fino alla fine dell'anno, in maniera tale che un imprenditore abbia una possibilità in più di mantenere queste persone. Ma queste sono delle cose iniziali, poi ci sarà un intervento di 20 milioni a sostegno del turismo calabrese, nel senso del incentivare il turismo dei calabresi in Calabria. In più la Regione sta riprogrammando un monte di fondi comunitari che è molto più consistente e che adesso che è uscito il decreto sicuramente vedrà la luce con delle iniziative a sostegno dei vari settori con priorità. Assoverato sventola la bandiera blu per il quarto anno, ma le incognite restano per commercianti, ristoratori che non sanno bene cosa accadrà in questa stagione. Noi siamo andati a vedere qual è la situazione. Soverato festeggia per il quarto anno consecutivo la bandiera blu, una soddisfazione immensa per il riconoscimento nonostante l'emergenza sanitaria in atto e siccome la stagione estiva è ormai alle porte, ristoratori e attività commerciali si preparano ad attuare le normative vigenti, ma non tutto sembra essere chiaro. Sono arrivato adesso al dottore per vedere come dobbiamo programmarci per lunedì, è una cosa difficilissima. Non so cosa dobbiamo fare. Mi è caduto il cuore per terra perché non riesco a capire come devo aprire. Di solito abbiamo un sacco di tavole, arriviamo a 50 tavoli ad estate in pieno sole esterno e adesso non arriviamo neanche a 15 tavoli. A queste latitudini il turismo è uno dei settori trainanti e Soverato è considerata la perla dello Ionio, è una delle località più belle e rinomate e rappresenta uno dei poli turistici più importanti della Calabria. Ma cosa accadrà all'economia del territorio? Ma in teoria a tavoli ne potrei mettere anche 20, 30, 40, non è questo il problema. È il problema delle norme che tu devi avere la responsabilità a mettere i tavoli, che è il gioco non vale la candela, cioè non vale il rischio, tutto là, perché se devi avere anche tu la responsabilità per chi viene a mangiare, se si ammala o meno, obiettivamente no. Quindi almeno se le cose stanno così, solo da sport e basta. Il sindaco è preoccupato per lo scenario futuro, ma al momento si gode l'importante traguardo ottenuto che premia non solo l'area più bella visivamente, ma anche i mari più puliti e le zone più curate. Negli occhi dei commercianti, di chi ha attività produttive, ristorazione, albergatori, tanta voglia di ripartire, tanta voglia di ricominciare, si stanno già tutti rimboccando le maniche, stanno lavorando, penso che già dalla prossima settimana molte attività della ristorazione riapriranno e quindi aspettiamo insomma, di avere indicazioni ancora più chiare sia dal governo centrale che dal governo regionale per capire anche gli ombrelloni in spiaggia come li potremo posizionare e soprattutto per noi amministratori locali la gestione delle spiagge libere. Settore in crisi legato al turismo che faticherà quest'estate, quello dei trasporti turistici. Pensate già a quante gite scolastiche sono state annullate. Un male per i tanti ragazzi che hanno perso questa esperienza indimenticabile, un male per le ditte che si occupano di questi trasporti. Sentiamo con Fapi. Quando si parla dei settori che la pandemia sta mettendo in ginocchio si pensa subito al turismo, ma c'è un settore strettamente collegato che è al collasso definitivo. È il settore dei trasporti legati al turismo, ovvero i bus che si occupano di gite scolastiche e viaggi, che in questi mesi hanno azzerato completamente il loro fatturato. Consegniamo al governatore della Calabria le chiavi di un settore che è stato tra i primi a fermarsi e per il quale non si vede prospettiva di ripartenza. E perché ad oggi non c'è un capitolo dedicato. I posti di lavoro a rischio sono migliaia, suddivisi in circa 1000 imprese che ogni anno muovono fatturati importanti. Ma la crisi di questo settore è ben più grave di quello che si possa pensare, perché può trascinare nel baratro anche altri settori. Sono a rischio le guide e gli accompagnatori turistici, le officine specializzate, i carrozziere, le assicurazioni e tutti i settori collegati all'autotrasporto. Cosa propone Compapi? Propone di consolidare la percezione di regione con un basso tasso di contagio. Questo risultato ci consente di mettere in moto tutti i bus della filiera trasporti, lanciando una proposta. Fai la tua vacanza in Calabria, ti veniamo a prendere noi. Chiediamo un rapido intervento della politica regionale e nazionale affinché venga scongiurata la chiusura di un settore che potrebbe innescare un effetto domino ben più pesante di quello che si è portati a credere. La cronaca adesso da Trebisacce, una storia di racket.
È stato un commerciante di Trebisacce, stanco delle vessazioni subite, a rivolgersi ai carabinieri, e così sono state avviate le indagini che oggi hanno portato all'esecuzione di 5 misure cautelari. L'operazione è stata denominata Fiamme del Tavoliere, già perché il territorio era stato messo a ferro e fuoco dal gruppo criminale che imponeva il pizzo ai commercianti della zona, e se qualcuno tentava di opporsi alle richieste estorsive scattavano ritorsioni di varia natura, soprattutto incendi. Un clima di terrore e di sopraffazione, quello creato dalla banda capeggiata da Giuseppe Lo Fiego, che pretendeva di imporsi quale protettore di diversi commercianti della zona. Se qualcuno si presenta a chiederti qualcosa, digli che questa è zona di zio Peppe, una delle frasi captate dagli inquirenti rivolta ad una delle vittime, o ancora chiedeva espressamente un gesto di beneficenza per i carcerati. Attraverso una rete di complici e in particolare della manodopera criminale di un 17enne, tentava così di imporre il suo controllo sul territorio. Oggi, alle prime luci dell'alba, Lo Fiego è stato arrestato insieme ad un altro sodale, Federico Salmena. Un 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre per una donna di 70 anni è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il minore invece è stato disposto il collocamento in comunità. Il 17enne, nel rivolgersi ad una delle vittime, vantava amicizie con pregiudicati di spessore, dicendo: io ho amici che hanno i mitra e vi faccio a pezzettini, o ancora a Trebisacce comandano loro, riferendosi allo Fiego e agli altri complici. Il giovane avrebbe incendiato le auto di un commerciante e di una collaboratrice scolastica, sarebbe inoltre l'autore di un furto in appartamento, gesto vedete ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel corso delle indagini inoltre è stata fatta luce sull'intimidazione ai danni di un amministratore locale al quale il 17enne aveva incendiato l'autovettura su un mandato di Lo Fiego per costringerlo ad elargire finanziamenti pubblici. I carabinieri inoltre hanno documentato l'incendio di una casa rurale e di un magazzino di un imprenditore agricolo del luogo, eseguito su richiesta di una donna 70enne che, per eseguire una ritorsione privata, si era rivolta proprio allo Fiego. Siamo quasi in chiusura, vi lascio al meteo e alla copertina del giorno, vi auguro una buona serata, arrivederci. Sulla nostra regione continua la fase tipicamente estiva, anche se nella giornata di venerdì si avvertirà un parziale momentaneo calo delle temperature, che tuttavia resteranno comunque al di sopra delle medie stagionali di diversi gradi. Già da sabato, infatti, la colonnina di mercurio risalirà nuovamente di qualche grado per insistenza del flusso d'aria calda proveniente dal Nord Africa. Domani cielo velato o offuscato sempre per la presenza di nuvolosità alta e stratificata o pulviscolo desertico, temperature in rialzo di alcuni gradi. Passiamo a mari e venti. Domani mari da poco mossi a mossi con venti dei quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, anche la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Se questa bocca griderà, se questo cuore